amici e amiche, le indicazioni su dove mi trovo sono superflue e inutili. Sono davanti al Teatro Massimo di Palermo. Stasera c'è uno spettacolo imperdibile, quindi ve lo racconto, venite con me. Solo che prima, se devo essere sincera, io ho un leggero languorino. Mi hanno detto che dietro al Teatro Massimo c'è una trattoria dove si mangia benissimo e siccome nella vita prima il dovere, poi il piacere, io devo adempiere al dovere di riempire e rifocillare la mia pancia, prima andiamo a mangiare e poi andiamo a vedere lo spettacolo, mi sembra giusto. Che prendo? Vabbè, prendo un primo, una cosa veloce, devo andare a teatro, prenderò un... Salve signora, pronta per ordinare? Salve, sì, in realtà sono un po' indecisa, cosa mi consigli come primo? Io le consiglierei un tonnello con le vongole, una specialità del nostro chef. Lo chef, mi hanno parlato benissimo di questo chef, ma è in cucina? Sì, certo. Allora non è che si può andare a sbirciare un po'? Un permesso che la faccio accomodare, non c'è problema. Perfetto, perfetto. E da bere che bevo? Ma abbia certamente un calice di vino, se le interessa, darei un Vionier del Monreale Doc di Baio di Pianeta. Un Vioniaco del Monreale DOP, va benissimo. Andiamo in cucina? Sì. Buonasera chef! Antonio? Ciao. Sì. Ciao! Allora, io sono venuta a Palermo per un po' di giorni e mi hanno tutti parlato di questa famiglia che è nell'ambito della ristorazione dal 1897, quindi io voglio conoscere il rappresentante di questa famiglia. Alle prese con il mio piatto. Con la pasta con le vongole, facciamo aprire le vongole, le metteremo l'aglio, metteremo l'olio e il prezzemolo. Quindi una pasta genuina, semplice, che racconta i sapori della nostra terra, che racconta il mare, che racconta Trattoria del Massimo. Quindi la parte più importante, tutti gli ingredienti che trovano una comunione di intenti in questa pasta. Sì. E l'ultimo passaggio, spadellata dello chef. Ecco, già il profumo fa presagire cose buone. Io devo andare a teatro, poi com'è pesante, prendo solo il primo. Solo il primo. Solo il Anche primo? se- Perché? Perché cosa mi potresti proporre come secondo? Una bella millefoglie di pesce spada, Ah, che è un secondo di nostra specialità e di nostra invenzione. e certo, mi proponi questo. Vabbè, dai, allora un assaggino un assaggino però, veloce e poi vado a teatro. Che fai? Dici di no allo chef? Dici sì.